ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. Morto un 63enne dopo un intervento di trapianto al fegato eseguito all'Ismet di Palermo. Dopo l'operazione ci sono state delle complicazioni ed è sopraggiunta la morte dell'uomo. I parenti della vittima hanno presentato una denuncia alla polizia per accertare le cause della morte e se vi siano responsabilità da parte dei medici. La procura ha intanto aperto un'inchiesta e disposto il sequestro delle cartelle cliniche, disposta anche l'autopsia che sarà eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Il GIP di Ragusa, accogliendo la richiesta della locale procura, ha disposto il sequestro di 125.000 euro per equivalente di beni di proprietà della società Hydra Social Shipping, armatrice della nave Mare Ionio. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un'inchiesta per favoreggiamento aggravato dall'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione. Tra gli indagati Pietro Marrone, il comandante della nave Mare Ionio, Alessandro Mezza, armatore di Hydra Social Shipping, e Luca Casarini della società Hydra. Al centro dell'inchiesta lo sbarco di 27 migranti avvenuto il 12 settembre del 2020 nel porto di Pozzallo dal rimorchiatore Mare Ionio. Ci spostiamo a Palermo. Una maxi rissa in una discoteca di Carini è avvenuta la notte scorsa. Le cause di quanto accaduto sono ancora sconosciute. Secondo le prime informazioni trapelate, sembrerebbe che durante la rissa qualcuno avrebbe anche estratto una pistola ed esploso alcuni colpi in aria. Fortunatamente non ci sarebbero feriti a seguito degli spari, ma diversi sarebbero stati i contusi. Il locale intanto è stato posto sotto sequestro e indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Un camion frigorifero è andato in fiamme mentre transitava nella galleria Telegrafo in direzione Villafranca sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Il conducente del tir è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito dei fumi che si sono sprigionati dopo il rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 mezzi di supporto, mentre la stradale si occupa di regolare il traffico. Chiuso per alcune ore il tratto autostradale in entrambi i sensi di marcia fino al completamento delle operazioni che sono attualmente ancora in corso. È tutto per questa edizione, il TG Flash vi aspetta nel pomeriggio alle ore 16. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.